Buonasera a tutti e benvenuti al nostro appuntamento del lunedì con la nutrizionista risponde. Questa sera vorrei parlarvi di un argomento al femminile e vorrei parlarvi dell'endometriosi. Questa patologia cronica che purtroppo affligge molte donne, circa il 10-15% delle donne fertili, e che purtroppo non facendo prevenzione e non avendo molta informazione al riguardo non sanno neanche dell'esistenza di questa patologia, che viene diagnosticata spesso dopo anni di visite e di dolori. I sintomi di questa patologia sono spesso dolori molto forti, soprattutto nel periodo mestruale. E in cosa consiste questa endometriosi? Questa endometriosi è l'endometrio, che è la mucosa che riveste la parete interna dell'utero, fuoriesce al di fuori. Quindi troveremo in vari distretti dell'organismo dell'endometrio. E la cosa particolare è che questo endometrio continua a rispondere agli stimoli ormonali, quindi potrà sanguinare, potrà provocare dolore e la quantità di questo endometrio che fuoriesce non è direttamente proporzionale ai dolori, perché è probabile che magari una quantità minima possa provocare dolori lancinanti. Quindi un'infiammazione costante nell'organismo di queste donne, che però non sanno come affrontare la cosa. Ecco, noi possiamo dare dei consigli dal punto di vista nutrizionale su come poter in qualche modo migliorare la qualità di vita, anche perché questo tipo di patologia è correlata all'infertilità, quindi può provocare l'infertilità nella donna. E allora cosa bisognerebbe fare? Innanzitutto bisognerebbe avere uno stile di vita adeguato, quindi uno stile di vita sano, equilibrato, una buona attività fisica e una buona idratazione sostanzialmente. È importantissimo che sia aumentata un pochino la quantità di fibra, perché la fibra è necessaria per lo svuotamento dell'intestino, quindi l'eliminazione delle tossine che stanno all'interno dell'intestino, ma anche per abbassare un pochino gli estrogeni che sono all'interno del corpo. È fondamentale quindi mangiare la frutta, la verdura, i cereali integrali, quindi sia fibra insolubile che fibra solubile. Quindi questa infiammazione continua nell'organismo non può che essere un pochino abbassata, migliorata dagli omega 3 per esempio, no? Da questi grassi poliinsaturi che hanno degli effetti molto positivi all'interno del nostro organismo, e quindi tutto ciò che concerne il pesce azzurro per esempio, i semi oleosi, la frutta secca, l'olio extravergine di oliva che è ricchissimo di antiossidanti, l'olio cantale per esempio, ma anche la vitamina E. Quindi è importante che queste donne abbiano un'alimentazione equilibrata, quindi che si riducano o si eliminino totalmente quei 5 veleni bianchi di cui si parla tanto sul web, quindi la farina raffinata, lo zucchero, il riso, ma anche il latte per esempio, il latte di mucca. È importante che tutti questi vengano in qualche modo eliminati, ma anche tutto ciò che riguarda ad esempio i grassi trans, quindi questi grassi idrogenati, quindi le merendine, i biscotti, tutto ciò che è processato e quindi provoca infiammazione all'interno dell'organismo, ma anche per esempio la carne rossa, le carni processate, quindi i salumi, tutto ciò che provoca infiammazione deve essere alquanto limitato. Anche perché all'interno dell'organismo spesso, se non si segue una dieta equilibrata, a questo tipo di infiammazione può abbinarsi anche a un altro tipo di infiammazione. Per esempio, se non si ha un peso adeguato, magari si ha un'obesità soprattutto viscerale, si può andare incontro anche all'insulinoresistenza.
questa patologia, questa forma clinica che l'organismo deve in qualche modo produrre più insulina per far sì che il metabolismo degli zuccheri funzioni all'interno del nostro organismo, e quindi questa insulinoresistenza, questi nostri organi che non riconoscono più l'insulina e quindi non le permettono di funzionare bene, ed è importante quindi mangiare a basso indice glicemico, mangiare integrale, quindi fare un'alimentazione equilibrata e un'idratazione adeguata. Ok? Mi raccomando, per qualsiasi informazione, visto che i nostri argomenti sono sempre abbastanza ricchi, c'è un mondo dietro queste patologie, mi potete contattare, aspetto i vostri feedback. Intanto vi auguro una buona serata e vi do appuntamento a lunedì prossimo.